Per venire incontro alle preoccupazioni espresse dai sindacati circa l'espansione del Covid nelle carceri siciliane, il presidente della regione Musumeci ha firmato un protocollo d'intesa con il DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Sarà infatti garantito un maggiore personale sanitario, misure organizzative per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 negli istituti penitenziari siciliani. Il protocollo d'intesa tra la regione siciliana, il provveditorato regionale e l'amministrazione penitenziaria è stato firmato dal presidente Musumeci, dal provveditore regionale Calandrino, presenti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, l'assessore regionale della salute Ruggero Razza e il quello al territorio e ambiente Totò Cordaro. Per ridurre il rischio di contagio, l'assessorato alla salute si impegna così a individuare e assegnare personale sanitario, medici, infermieri e operatori, preposto all'adozione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus a tutela del personale penitenziario, circa 4.000 unità, in servizio nei 23 istituti di pena al provveditorato regionale della Sicilia. Le ASP provinciali valuteranno la possibilità di costituire presidi sanitari anti-Covid nelle sedi penitenziarie, garantiscono l'attuazione di specifiche misure igienico-sanitarie e in particolare disporranno l'approvvigionamento della fornitura di tamponi per il personale delle strutture sanitarie, la somministrazione di test diagnostici al personale penitenziario per accertare l'eventuale positività al Covid, la somministrazione di test rapidi con finalità di screening sul personale penitenziario, il monitoraggio periodico preventivo, il tracciamento degli eventuali contagi riguardanti il personale penitenziario, inclusi i volontari, i ministri di culto, gli assistenti sociali, i docenti e il personale che accede nelle sedi penitenziarie. Un protocollo che naturalmente è quasi la consacrazione, la continuazione di una proficua collaborazione che c'è da sempre tra l'amministrazione penitenziaria e l'assessorato e la regione per fare opera di prevenzione e di gestione del contagio da Covid-19 a tutela del personale che opera nei 23 istituti penitenziari siciliani. Io accompagno con la mia presenza per confermare la gratitudine verso la mia amministrazione periferica e verso la Presidenza e la Regione Sicilia, l'assessore Razza, l'assessore Cordaro. La Regione non può restare inerte e inerme di fronte a tutto quello che avviene all'interno delle mura carcerarie, e per quanto riguarda il personale in divisa e per quanto riguarda il personale detenuto. È chiaro che i problemi si esasperano nella stagione del Covid, ma traiamo proprio questa opportunità per consolidare con lo Stato un rapporto improntato al reciproco interesse di rendere la vita all'interno delle mura carcerarie molto meno pesante di quanto la si immagini da fuori.